privata, una quindicenne ha denunciato di aver subito violenza da un altro minorenne. La giovane all'ospedale di San Donà di Piave, indagano i carabinieri. Dipendente del Comune di Venezia trovato positivo al coronavirus, lavora all'ufficio accertamenti e notifiche, altri 10 colleghi in quarantena. Dopo essere stata al centro del mirino per la movida senza mascherine, i proprietari della discoteca Muretto di Jesolo ne annunciano la chiusura, non un addio ma un arrivederci. In vista delle elezioni regionali di settembre, il presidente Zaia annuncia che è allo studio per consentire il voto anche agli elettori in isolamento per il coronavirus. Negli alberghi veneziani 8 camere su 10 restano vuote, ma in città ricompare il turismo caffone e le nuotate in Canal Grande, 3 stranieri denunciati. Le Camere di Commercio di Venezia, Rovigo, Padova e Treviso Belluno diventano socie del Teatro Stabile del Veneto, stanziano 150.000 euro che saranno investiti in nuove produzioni. 4 i film italiani in concorso, 8 registe donne sui 18 film, presentato il programma della 77esima Mostra del Cinema di Venezia. Direttore Barbera, abbiamo salvato il cuore del festival. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. In primo piano, l'avete sentito anche dai titoli, la cronaca con la denuncia fatta da una quindicenne che ha detto di aver subito una violenza sessuale dopo essere stata ad una festa privata. La ragazzina aveva partecipato alla serata in cui erano stati consumati probabilmente anche degli alcolici in un appartamento affittato da altri giovanissimi residenti fuori provincia. Alla fine della festa ha chiesto l'aiuto di un familiare dicendo di aver avuto un rapporto non consenziente con un altro giovane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Donà di Piave, Jesolo e Cavallino e sono subito scattate le indagini. Coinvolto nell'evento ci sarebbe coinvolto un 17enne, è stata informata naturalmente la Procura della Repubblica per i minorenni di Venezia che ha disposto la successiva audizione protetta per la minorenne. La ragazza è stata condotta all'ospedale di San Donà di Piave per un'accurata visita medica. Adesso diamo uno sguardo insieme al bollettino di Azienda Zero per quanto riguarda i casi positivi in Veneto nelle ultime ore. Si registrano 17 casi in più rispetto al bollettino di questa mattina. In particolare per quanto riguarda la provincia di Venezia sono 8 i positivi registrati nelle ultime ore. A livello regionale, per quanto riguarda i ricoveri nelle aree non critiche degli ospedali del Veneto, si registrano 2 pazienti in più rispetto a stamane, resta invece stabile, fermo a 5 il numero dei pazienti nelle terapie intensive. Di questi naturalmente lo sapete sono tutti ormai negativi e purtroppo dobbiamo invece registrare 3 decessi in più nelle ultime ore nella nostra regione. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, arriva un caso di un dipendente del Comune di Venezia, un caso di positività individuato all'ufficio accertamenti e notifiche, altri 10 dipendenti dello stesso ufficio sono stati messi in quarantena. Abbiamo avuto un caso tra i messi notificatori che sono inquadrati nella direzione polizia locale ma non sono personale di vigilanza. Un dipendente del Comune di Venezia positivo al coronavirus è stato individuato all'ufficio accertamenti e notifiche. La comunicazione è arrivata dal comandante generale del Corpo della Polizia Locale di Venezia, Marco Agostini. A casa da 10 giorni il medico gli ha fatto fare il tampone, è risultata positiva. A quel punto sono scattate le misure precauzionali che si applicano in questi casi. Quindi tutte le persone che sono in ufficio con questa persona sono in questo momento in isolamento fiduciario? Sono state segnalate all'ULSS e l'ULSS decide di fatto l'isolamento fiduciario. Le persone in quarantena sono in tutto una decina. L'ufficio è stato momentaneamente chiuso, ma sarà riaperto a breve con dell'altro personale dopo un intervento di sanificazione. È un ufficio aperto al pubblico, con persone che ci vanno e tutto. Non è escluso che possa esserci una situazione di contagio, ma potrebbe essere stata contagiata dalla cugina che ha la Filippina, insomma non c'è un'evidenza di un contagio avvenuto nell'ambiente di lavoro.
E sale a 4 il numero dei contagi a Jesolo che fanno capo ad un cuoco bengalese trovato positivo ieri al Covid dopo aver accusato un lieve malessere ed essersi recato al pronto soccorso. A seguito del tampone è risultato positivo. L'esito del tampone effettuato su tutti gli altri colleghi ha evidenziato altre 3 positività. Un congedo momentaneo che affidano ai social sono i gestori del Muretto, la nota discoteca di Jesolo, finita nel mirino dopo il video che mostrava migliaia di ragazzi ballare senza mascherine, gestori che hanno deciso di chiudere in attesa degli accertamenti sul caso. Arrabbiati però anche i gestori degli altri locali da ballo che non ci stanno a farsi additare e rivendicano paghi chi ha sbagliato. Si rammaricano per essere stati presi di mira, scrivono su Facebook i titolari della storica discoteca di Jesolo, il Muretto, finita nell'occhio del ciclone per un video circolato domenica sul web in cui migliaia di giovani erano ammassati a ballare in pista senza mascherine. Puntano il dito su situazioni molto più a rischio di quelle, su una cattiva gestione da parte dei rappresentanti delle istituzioni. Regole non uguali per tutti, sostengono Tito e Marco, che nell'attesa che si plachi la bufera hanno affidato il congedo momentaneo ai social, chiudendo il locale per mercoledì e sabato e annullando di conseguenza gli eventi in programma. Un post che suona come uno sbotto in cui ringraziano il sindaco Zoggia, l'unico ad aver messo in luce la situazione borderline in cui gli operatori di locali simili si trovano a dover operare, difficoltà condivisa dal sindacato gestori locali da ballo. In certi momenti poi l'assembramento nei locali diventa un po' difficile perché noi siamo consci che queste regole per quanto riguarda il Covid siano abbastanza difficili da attuare. Tolleranza zero arriva invece dal prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, che impugna la linea dura dopo aver convocato un tavolo operativo per poter accertare di quali presunte infrazioni alle norme anti-Covid siano stati responsabili i titolari del Muretto, a partire dalla quantità di giovani presenti, nonostante sostengano da giorni di essere rientrati nelle 2790 presenze autorizzate all'aperto. Situazione al vaglio che ha fatto anche arrabbiare gli altri gestori di locali da ballo. Gli associati sono arrabbiati nel senso che dicono che non deve essere colpevolizzata un'intera categoria, ma solamente eventualmente chi ha sbagliato. Dovranno essere accertate le responsabilità. La normativa parla di poter ballare solo ed esclusivamente all'esterno. Il ballo è permesso all'esterno a 1 metro di distanza con le mascherine. Questo è quello che dice la norma. Se qualcuno avesse tenuto degli atteggiamenti diversi da questo, è giusto che ne prenda e ne paghi le conseguenze. La preoccupazione dei gestori è che il comparto del divertimento iesolano si spopoli della gente della notte in un periodo in cui già si parla di un 50% in meno di entrate rispetto allo scorso anno. E nelle nostre edizioni dei telegiornali di ieri vi avevamo chiesto di rispondere al nostro sondaggio nel quale vi chiedevamo se alla luce di quanto accaduto nei locali, nelle discoteche, nella fattispecie fosse giusto o meno chiuderle. Ebbene, al termine, durante la trasmissione Ring, il risultato: arrivate poco meno di 3.000 telefonate e lo vedete anche voi, l'84,4% dei telespettatori hanno risposto sì, quindi secondo loro è giusto chiudere le discoteche per una questione di sicurezza in un momento in cui il Covid continua a circolare. Un tema che naturalmente continuerà a far discutere anche nei prossimi giorni e si crea in qualche modo un divario generazionale appunto legato alle discoteche che si accentua nel periodo del Covid. Allora sentiamo alla luce delle polemiche cosa ne pensano le mamme e i ragazzi. Ho visto una foto e cosa bisogna fare? Lei ci andrebbe in discoteca? Io sinceramente sì. Si fida? Però bisogna appunto usare le precauzioni necessarie. Ecco. È possibile secondo lei il distanziamento? Dura la vedo. Bisogna avere non la sicurezza ma la cognizione di causa, devi sapere che il problema esiste e di non prenderlo proprio sotto gamba ma di avere un po' di coscienza. Cosa raccomanderebbe adesso a 17enni, 18enni che vanno in discoteca d'estate? Di rendersi conto che non hanno proprio la libertà più totale, di cominciare a pensarci un pochino, di cercare nel limite del possibile quello che possono fare, di stare nelle regole se ci riescono, però di avere insomma un po' di cervello. È vero che i ragazzi sottovalutano questa cosa?
Da un lato anche sì, poi ovviamente dipende dal caso, secondo me in entrambe le situazioni, quindi estreme, quindi non metterla mai e metterla sempre, bisogna trovare la via di mezzo. È ovvio che in un posto chiuso bisogna rispettare le regole, insomma. È vero che i ragazzi pensano tanto a noi non capita solo agli anziani? Ma quello sempre, in qualsiasi situazione. No, chiuderle no, però che siano regolamentate con i flussi, non come è successo con un sacco di gente fuori che aspetta uno attaccato all'altro. Li manderebbe in discoteca in questo periodo? Assolutamente no. In vista delle elezioni di settembre, la Regione Veneto sta studiando un piano per permettere il voto anche a quei cittadini in isolamento fiduciario a causa del coronavirus. È uno dei tanti temi affrontati questa mattina a Palazzo Balbi dal governatore Zaia. Ho garantito di fare la firma l'ultimo giorno possibile, quindi sarà il 30 o il 31. Con la firma del presidente Zaia partirà la macchina elettorale che prevede la presentazione delle liste entro il 20 agosto che porterà alle prossime elezioni regionali. Elezioni originariamente previste per maggio, poi rimandate a causa del coronavirus. Difficile prevedere come sarà la situazione a settembre. Al momento ci sono in Veneto più di 800 persone in isolamento per le quali bisognerà studiare un sistema di voto. Stiamo facendo dei ragionamenti col servizio del Dipartimento di Prevenzione per capire se lo spostamento può essere garantito oppure se magari tramite il Ministero degli Interni ci sia una forma di raccolta di quel gruppo di schede. Io penso che siccome è affrontabile potremmo gestirlo tranquillamente anche come voto a domicilio senza prevedere spostamenti, oppure si potrebbe creare un seggio ad hoc, cioè una sezione ad hoc che sarà una roba per 5, 6, 7, 10 persone in tutto, dove si va direttamente a raccogliere i voti. Chi ancora non potrà votare invece sono i veneti residenti all'estero. La possibilità era peraltro contenuta in una bozza di decreto di qualche mese fa. Quel decreto prevedeva il voto la finestra del voto dal 6 di luglio e prevedeva peraltro su nostra proposta il voto per i cittadini all'estero. Non è stato accolto. L'altra proposta che avevamo fatto dei 2 giorni di voto è stata accolta, ma quello dei cittadini non è stato accolto. C'è proprio una proposta scritta della Regione del Veneto. Per quello che riguarda l'assemblea uscente, intanto fa discutere il fatto che i consiglieri regionali abbiano continuato a percepire il rimborso forfettario anche durante il lockdown. Penso che si possa trovare, come direbbero gli inglesi, un gentleman agreement, no? Cioè un accordo tra gentiluomini per cui chi non ha utilizzato l'auto, chi non si è spostato, riconoscerà magari le casse del coronavirus, quello che ha avuto in più. Nel frattempo la Regione rimane impegnata a gestire la fase di convivenza col virus, in cui si è aperto un nuovo fronte davanti a casi come gli assembramenti in una discoteca del litorale veneziano e non solo. Il prefetto mi aveva detto che voleva convocare un comitato per l'ordine e la sicurezza. E abbiamo noi ieri inviato il dottor Mongillo della prevenzione, del Dipartimento Prevenzione al tavolo, e adesso attenderemo anche le determinazioni del prefetto, perché poi il tema dei controlli non compete a noi. Le scuole in Veneto apriranno il 14 settembre, l'ultima campanella per elementari, medie e superiori invece suonerà il sabato 5 giugno, il 30 giugno per quelle dell'infanzia, lo prevede il calendario scolastico regionale approvato dalla Giunta Veneta su proposta dell'assessore all'istruzione e formazione Donazzan, margini di flessibilità per i dirigenti scolastici, a beneficiarne soprattutto le scuole dell'infanzia che potranno anticipare la riapertura al 1° settembre. Il turismo, con i dati di Federalberghi che registra un 70% in meno di fatturato in Veneto, si parla di Caporetto delle città d'arte a Venezia, 8 camere vuote su 10, cifre da incubo per il turismo nell'estate Covid, ma torna il turismo cafone, fioccano le sanzioni della polizia locale, in modo particolare un turista è stato sorpreso mentre nuotava in Canal Grande per l'uomo di nazionalità polacca che è stato avvistato dall'imbarcazione del nucleo pronto impiego mentre nuotava come niente fosse all'altezza di Calle del Traghetto. È scattata la multa di 450 euro e il DASPO urbano per 48 ore, sanzionata con 250 euro anche una coppia di turisti tedeschi mentre prendeva il sole in costume in fondamenta di Rio di Cannareggio, contravvenendo al regolamento di polizia e sicurezza urbana. Voltiamo pagine con le camere di commercio di Venezia, Rovigo, Padova e Treviso Belluno che diventano socie del Teatro Stabile del Veneto.
Le camere di commercio di Venezia Rovigo, Padova e Treviso Belluno, pari ad oltre 500.000 imprese, entrano come soci nell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni. L'ingresso dei Trenti è stato presentato a Palazzo Balbi a Venezia alla presenza del presidente della regione Luca Zaia. Il contributo è di 150.000 euro in questa prima fase, è una fase direi di partenza perché il sistema camerale quest'anno è stato molto impegnato, soprattutto nell'aiuto al credito alle imprese abbiamo messo 25 milioni di euro. Interessa comunque 3 camere ma sono 5 province. Un dialogo è stato avviato anche con Vicenza e Verona, dove si sono tenuti incontri con il comune per arrivare ad organizzare un festival shakespeariano. Come saranno investiti i fondi che arrivano dalle Camere di Commercio? Tutto in produzione. Noi dobbiamo crescere in capacità produttiva. Il Teatro Stabile del Veneto è un ente che deve produrre almeno il doppio di quello che già fa. Fino ad oggi perché non l'ha fatto? Un po' per pigrizia, ma anche perché i fondi non bastano mai. Ma perché i fondi non bastano mai? Perché non possiamo chiedere solo e soltanto allo Stato, nelle sue diverse articolazioni, di essere il socio che mette soldi. Dobbiamo chiedere al territorio: ci credete? Ci avete l'ambizione? Economia e cultura non sono mondi paralleli. Al contrario, si tratta di realtà che spesso si incrociano e si influenzano più di quanto si possa pensare. 4 anni fa, per fare un esempio, la Camera di Commercio di Venezia ha fatto una verifica sull'indotto che porta all'attività della Fenice di Venezia. Bene, da questa indagine è risultato che fatto 100 l'investimento che la Fenice fa nelle sue attività culturali, c'è un indotto che porta 8 volte l'investimento. Se cultura ed economia sono 2 anelli sempre più strategici ed indivisibili per la crescita e lo sviluppo di qualsiasi territorio e della sua comunità, ha commentato Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova, ancora di più lo sono in questo periodo di pesante ed enorme incertezza per il futuro. E oggi è presentato anche il programma della 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia a Ca' Giustinian, nella sede storica della Biennale. 4 i film italiani in concorso, 8 registe donne sui 18 film. Non ci saranno le star americane, ma non mancheranno le sorprese. Il rammarico del direttore Barbera per non aver potuto inserire un 5° film italiano nel concorso principale. Una mostra come sempre capace di offrire il meglio della produzione mondiale senza limitazioni geografiche di sorta. Arriveranno film anche da paesi ancora in lockdown, quindi un segnale di fiducia nella mostra, di volontà di ripartire, di ricominciare, di non fermarsi, di non arrendersi. Questo il primo commento del direttore Alberto Barbera al programma della 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, presentato questa mattina a Ca' Giustinian, sede della Biennale. Sarà una mostra anche di grandi scoperte perché ci sono moltissimi autori giovani, bravissimi, di grande talento, che il grande pubblico ma neanche i critici conoscono. Abbiamo fatto un lavoro in profondità davvero notevole e la qualità della selezione di quest'anno mi sembra molto alta. Nel concorso principale, Venezia 77, 8 registe donne su 18. Sono state scelte in base a criteri esclusivamente di qualità dei loro film e non certamente per protocolli di genere. D'altra parte l'attenzione nei confronti del mondo femminile, dell'universo femminile, è al centro delle grandi battaglie della nostra contemporaneità. Il riconoscimento della parità, di dignità, diritti, della creatività femminile è una battaglia alla quale non possiamo non aderire. A Venezia ci sarà Cate Blanchett come presidente di giuria. Che il Blanchett non ha mai messo in dubbio la sua partecipazione a Venezia, anzi si spenderà moltissimo per sostenere questo evento, e consapevoli che è il primo appuntamento internazionale e segno di quella volontà di ripartire tutti assieme che la maggior parte delle persone del mondo del cinema condivide. Siamo in chiusura, non mi resta che lasciarvi alle previsioni del tempo, ringraziarvi per essere stati con noi e augurarvi un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Benvenuti al meteo. L'alta pressione africana domina l'Italia, sole e caldo in intensificazione sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio del 29 luglio.
Sul Veneto giornata determinata ancora dal bel tempo, ampio soleggiamento dappertutto e cielo sereno. L'unica insidia sarà qualche acquazzone di calore al pomeriggio sui settori montuosi, ma solamente di passaggio. Clima rovente e afa con temperature minime tra 19 e 25 gradi, massime tra 31 e 35 gradi, punte di 36 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia di molto la situazione, tempo buono anche qui con tanto sole e cielo terso e limpido, rovesci sui rilievi nelle ore pomeridiane. Temperature minime fino a 24 gradi, massime sui 32-34 all'incirca. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo, qualche nube in più sui settori di confine dove non si escludono locali temporali al pomeriggio. Temperature minime sui 20-21 gradi, massime invece fino a 34 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.